Buongiorno e bentornati a Mattino Verona. Siamo in diretta con voi per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di istruzione e di scuola. Dopo settimane di incertezze, infatti ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito che con il nuovo DPCM in vigore da oggi la didattica a distanza per le scuole superiori potrà andare da un minimo del 75% a un massimo chiaramente del 100%, e a decidere su questo punto saranno i presidi. Restano operative in presenza invece le scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre alle scuole dell'infanzia, così come le università, a cui è stata lasciata facoltà di scelta in base all'andamento del quadro epidemiologico. Non tutti però sono soddisfatti chiaramente di questo risultato, soprattutto in particolare l'Associazione Nazionale Presidi, che ritiene troppo stringente il vincolo di almeno il 75% di attività da casa. Ma per parlare di questa tematica siamo in diretta telefonica in questo momento con Elena Donazzana, assessore all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto cosa ne pensa di questo nuovo DPCM e delle misure previste per il mondo scolastico, quindi la didattica a distanza? Che è l'ennesima confusione generata da un governo veramente incapace di aver gestito fino ad ora e di continuare con lo stesso piglio di confusione, di deresponsabilizzazione. L'intera economia nazionale e anche l'intera organizzazione sociale, e la scuola paga sempre il prezzo alto. Noi abbiamo visto l'anno scolastico scorso mai riaperto da fine febbraio, con tanti annunci, con una didattica a distanza che era stata imposta e ovviamente non preparata, perché non si era mai immaginato. Situazione estremamente complessa che nessuno poteva prevedere. I mesi sono passati, c'è stato tutto il tempo di immaginare che cosa avrebbe dovuto accadere, in primis il tema dei trasporti, che tutte le regioni fin da aprile dell'anno scorso, quando chiedevamo con insistenza a una assente ministro Azzolina di venire a confrontarsi con noi, avevamo denunciato essere il primo problema. Qui si chiude la scuola perché non si riesce a gestire la questione dei trasporti, e la questione dei trasporti è sul tavolo di questo governo come minimo da aprile, quindi da mesi. Ecco che questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ancora una volta annunciato prima alla stampa, non preparato. Le regioni, in una sorta di seduta permanente, hanno proposto una serie di migliorie, anche condizionando il parere. Nessuna di queste è stata accolta. Puntuale come stile di Giuseppe Conte, si interviene la domenica così per generare confusione su confusione, e devo dire oggi anche una sorta di rabbia latente che io temo molto. Certo. Ecco, alcune regioni, poi parleremo anche del tema trasporti, ma alcune regioni, tra cui la Lombardia, avevano già deciso qualche giorno fa di portare al 100% la didattica a distanza, in ragione anche della crescita dei contagi, perché pensiamo solo per la Lombardia si parla di circa 5.000 nuovi contagi al giorno. Crede che sia stata una scelta saggia o sbagliata? Io penso al Veneto, e noi abbiamo circa 70 terapie intensive, quindi una situazione sotto controllo. Avevamo già scritto nel nostro manuale operativo di agosto, cioè già proposto con l'ufficio scolastico regionale, scritto dalla scuola, che se ci fosse stato un peggioramento avremmo gradualmente introdotto la didattica a distanza, che non è la soluzione. Avevamo detto, e questo almeno fino ad ora, perché io temo che questo delirio di schizofrenia e di isteria l'ha chiamata bene il professor Palù, si tratta di misure che hanno veramente il carattere dell'isteria, si cambia a seconda delle suggestioni che vengono, ma in ogni caso in questo momento primaria, secondaria di primo grado e infanzia sono in presenza, perché non si può, ci si è reso conto che non si può insegnare diversamente. Ma noi avevamo già previsto anche una gradualità per la didattica a distanza, e peraltro la nostra regione è stata quella che ha anche definito per il quadro
sanitario che abbiamo in Veneto e per le strutture sulle quali noi possiamo contare, il Presidente Zaia ha già immaginato anche qui una gradualità di emergenze. Lei avrà letto, ci sono 5 stadi per cui se le terapie intensive dovessero andare in sofferenza, e per sofferenza intendiamo l'ultimo stadio, per cui noi oggi abbiamo già un sistema che conta oltre 450 terapie intensive, ma siamo in grado di arrivare, come dice il Presidente Zaia, con l'artiglieria pesante fino a 1000 terapie intensive. Ora ne abbiamo 77 impegnate. Lei capisce che con questo non si può pensare di chiudere tutto, perché è una follia. Ecco perché ritengo che ci sia stata una incapacità di programmazione da parte del governo. In alcune realtà, quella della Lombardia, ma non entro nel merito, ci sono situazioni completamente diverse, ma il Veneto oggi è nella tranquillità di dire noi siamo tranquilli in questo momento, siamo preoccupati, ma abbiamo la tranquillità di dire che stiamo tenendo sotto controllo e monitorato. Ecco, nelle scorse settimane, come diceva anche lei prima, è scoppiata la polemica riguardo ai trasporti, insomma legata al tema scolastico. Gli studenti infatti, nonostante a scuola mantengano le distanze e rispettino, le norme anti-Covid, una volta fuori dagli istituti, in particolare sui mezzi pubblici, si accalcano rischiando di creare veri e propri assembramenti, sia alle fermate degli autobus che sui mezzi stessi. Ecco, questa secondo lei era una situazione che si poteva evitare? Chiaramente sì, come ci ha detto anche prima, ma di chi è la responsabilità? La responsabilità ricade sul governo oppure sulle aziende dei trasporti locali? Ricade su... Guardi, proviamo a dire chi è che deve sostenere i costi, perché questa è la domanda, perché tu riesci a aumentare un servizio se hai la copertura finanziaria e siccome sappiamo tutti che con un minimo di buon senso e di logica che tu non puoi acquistare N mila pullman per rafforzare il trasporto pubblico, magari materiale rotabile, perché non c'è in commercio, vuol dire che avrebbero dovuto, io avrei fatto così, fare delle convenzioni col privato che oggi soffre, cioè le aziende di trasporto, i pullman turistici per fare un esempio, sono in ginocchio perché non ci sono più state le gite scolastiche, non ci sono stati i grandi eventi, quelli per i quali si va ad affittare un pullman e ci si sposta. Sono stati vietati e sospesi tutte le manifestazioni religiose, quelle che prevedevano magari dei pellegrinaggi o comunque delle gite turistiche in genere. Quindi io avrei fatto una convenzione con loro, qualcuno avrebbe dovuto pagare, chi? Il governo. Dove hanno messo i soldi invece stanziati per la scuola, tra virgolette? Sui banchi a rotelle, banchi monoposto a rotelle inutili, peraltro inutilizzati, che non sono nemmeno arrivati, i cui soldi sono stati però destinati lì. Allora invece di fare sciocchezze come queste o pensare di risolvere il tema del trasporto pubblico locale con i monopattini elettrici, perché questa è stata, ormai sembra quasi una barzelletta, ma non lo è, ai noi, è proprio scritto in decreti diversi e finanziati con soldi dello Stato. Io a quel punto lì tutte quelle risorse, quelle buttate nei banchi, buttate nei questi pattini, monopattini, io le avrei destinati a convenzioni con le società di trasporto private, dando un po' di ossigeno a loro e provando a risolvere questo appesantimento del trasporto pubblico. Certo. Ecco, un'ultima domanda, parlando anche un po' del mondo del lavoro, dato che lei è responsabile anche di questo assessorato in regione, come vede la situazione da quei prossimi mesi con il nuovo DPCM che chiude bar e ristoranti alle 18, chiude palestre e piscine, annulla fiere e congressi? Ricordiamo che proprio ieri il governatore Zaia ha dichiarato che spera in un ripensamento del governo su queste misure e che la partita vera, secondo lui, si gioca sugli assembramenti occasionali. Cosa ne pensa? Da assessore al lavoro sono tremendamente preoccupata. Io credo che se dovessimo sopravvivere in termini di salute moriremo di fame. Questo ultimo DPCM è delirante per quanto riguarda le attività economiche. Distruggono, non riapriranno ristoranti, non riapriranno bar, non riapriranno palestre, non hanno più riaperto tutto il mondo la chiamiamo così, dell'intrattenimento serale, discoteche, pub. Lei
Se solo noi mettessimo in fila i posti di lavoro di questi mondi o dei datori di lavoro, noi avremo intere città che non avranno più uno stipendio. Non ci si rende nemmeno conto dell'impatto sociale di questa vicenda. Stiamo parlando di piccole partite IVA che facevano sopravvivere loro stessi la famiglia, che garantivano di onorare il proprio mutuo magari acceso per rinnovare i locali, magari quello stesso mutuo che il governo ha imposto loro di aprire perché dovevano comprarsi i sanificatori per ottemperare a tutte le prescrizioni che i decreti precedenti avevano previsto. E a questi mondi gli si dice che alle 18 devono chiudere, alle 18. Cioè, perché alle 18? È cinico. Significa dirgli, è un problema vostro se poi non riuscite a far quadrare il bilancio, peraltro con dei costi fissi che rimangono tali, perché lei mi dica un ristorante se può tenere aperto alle 18 quando lei ha idea o ha contezza, anzi tutti i nostri ascoltatori stamattina si interrogano quante volte sono andati a pranzo fuori, soprattutto in questi ultimi anni in cui tu il mondo del lavoro lo gestisci con veloci pranzi ad un bar, se va bene, e poi con lo smart working nemmeno più quelli, si va fuori a cena alla sera, non a mezzogiorno, e questi chiudono alle 18 compresi nei festivi, senza mai parlare una volta di vi ristoreremo di tutto, avrebbero dovuto dire, almeno. Invece non c'è una parola, anzi ci sono solo le bugie che hanno già dimostrato di avere le gambe molto corte di Conte quando aveva già promesso aiuti che non sono mai arrivati. Certo, certamente. È stata chiarissima e noi ringraziamo Elena Donazzana, assessore regionale all'istruzione e al lavoro, grazie per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi, buona giornata. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra pochi minuti con nuove interviste dedicate appunto al tema del giorno di oggi. Lo ricordiamo, è la scuola e il mondo dell'istruzione che chiaramente non se la sta vedendo molto bene in questo periodo, alla luce anche del nuovo DPCM che ha portato la didattica a distanza da un minimo del 75% a un massimo del 100% per le scuole superiori. A tra poco. Thank you.